Cari telespettatori, ben ritornati con noi. Insieme a noi siamo in diretta e l'appuntamento odierno vuole essere di informazione e di riflessione e di serie considerazioni. Con noi in studio vi presento prima gli ospiti, poi entriamo nel merito specifico delle tematiche. Ben arrivato a Giuliano Croato, medico dentista. Grazie di essere qui con noi. Libero cittadino. Cristian Bruscagin, ex imprenditore. Angelo Spano, ex finanziere. Buongiorno. Comunque con un'impresa che sta per chiudere, esatto, della moglie. E sono i liberi cittadini che rappresentano tantissimi cittadini che si sono alzati dalle proprie poltrone e hanno deciso di fare qualcosa. In modo particolare stanno protestando pacificamente in un luogo di Padova. Loro sono giorni che praticamente sono al freddo, Piazzale Stanga. È un luogo di Padova, ma possono rappresentare un luogo di altre città del Veneto, del nostro territorio, senza alcuna sigla politica, di partito, di formazione, di nulla. Sono stanchi di come stanno andando le cose e cercano in qualche modo di cambiare la situazione. Molti di voi che ci seguite magari siete stati presi in questo weekend, ed è lecito per carità, dalle spese del Natale, ma un Natale come gli altri questo non è assolutamente. Non è assolutamente per tantissimi che si sono resi conto, per esempio, che sotto le festività natalizie devono pagare un'ulteriore botta di tasse, la TARS per esempio, una bella sventola, o fare i conti con tutto quello che ci aspetta di pagamenti da fare, senza a confronto avere dei servizi che possono essere esaustivi, sufficienti, con un lavoro che viene sempre più meno, a meno che non ci siano aziende che hanno provveduto ad internazionalizzare, con una situazione politica che non soddisfa, che lascia l'amaro in bocca, con tutta una situazione economica che non vede l'Italia far passi avanti. Eppure i sacrifici dei cittadini ci sono stati, di tantissimi pensionati ci sono stati, persone che perdono il posto di lavoro, ma poi chi provvede a governare la cosa e così via non provvede a fare i dovuti tagli auspicati, segni tangibili che tutti hanno stretto la cinghia, non soltanto sempre i soliti noti. E se qualcuno desse sani buoni esempi di stringere la cinghia come si deve, allora forse questa situazione che noi tante volte abbiamo preannunciato, ormai è un anno che io continuo a dirlo, qualcosa succederà, fate attenzione, non si sarebbe arrivati a questo. Ormai ci siamo dentro, vediamo che cosa sta succedendo. Vogliamo raccontarlo a coloro che non ne sono informati, perché poi tanti di voi giustamente non è che sono al corrente di tutto, molti ci dicono che non hanno neanche i soldi per comprarsi il giornale. Ecco, questa è l'occasione per sentire direttamente da chi ha deciso di organizzarsi che cosa succede. E incominciamo subito un po' a raccontare le cose come vanno. Io prima vorrei però 2 parole di presentazione di ciascuno di voi. Allora, lei dottore, chi è, cosa ha deciso di fare, cosa sta facendo? Io la sua storia, faccio il insomma. dentista a livello libero, come libero professionista e mi sono deciso perché per noi sta diventando veramente insostenibile. Noi abbiamo subito sia da un lato il problema della fuga dei pazienti nei paesi dell'est, sia nel voler a tutti i costi combattere quello che è l'abusivismo, e abbiamo cercato in tutte le maniere, però con questo aumento di tasse non ce la facciamo più neanche noi, anche perché siamo costretti a tenere bassi i prezzi, vogliamo tenerli bassi se possibile, ma non riusciamo a venirne fuori. E quindi quando ho sentito questa storia nascere, a quel punto mi sono rivolto a Angelo, che prontamente che è il coordinatore territoriale di tutto, e io mi sono offerto spontaneamente a tenere alta la bandiera italiana e vedere un attimino di risolvere tutti questi problemi. Per lei, giustamente, lei è un libero professionista, è un medico dentista. La concorrenza estera di fatto esiste per una semplice ragione, che all'estero possono offrire dei servizi di alto livello, dove questi ci sono, perché hanno una tassazione più bassa, per cui gioco forza il cittadino italiano che non ha più gli stessi soldini in tasca e ha bisogno di fare un intervento, ricorre dove costa meno e dove possono permettersi di far costa meno. Quindi questa è una semplice spiegazione, purtroppo molto lineare, che voi non potete permettervi.
è quello il fatto, perché è come se uno dice come mai le otturazioni a Milano costano 300 o 400 euro e a Padova costano magari 100 euro. Certo, perché a Padova ci sono dei prezzi, a Milano ci sono in altri, noi dobbiamo mettere in conto l'affitto, tutto quello che è il personale, tutto quello che sono i rifiuti speciali e tutte quelle grosse cose che ci fanno fare per la sterilizzazione e tutto il resto, e diventa estremamente difficile competere con altre persone. Chiarissimo. Invece, ciao Elena, buongiorno. Spano, che è già venuta anche ospite alla nostra trasmissione sì, martedì sera. Molto volentieri. Vediamo un po' di farsi conoscere anche a chi ci ascolta adesso. Non so da che parte cominciare, perché la cosa è cominciata come un passaparola. No, ma la professione è passata, sì, così vediamo scusami, un po'. io ho alle spalle 25 anni di Guardia di Finanza, un servizio di scorte un po' pericoloso, ho deciso di cambiare, quindi di conseguenza, avendo 3 figli, è successo quello che può succedere quando fai scorte, ho deciso di lasciare la finanza e di aprire l'attività di restauri chiavi in mano. E quindi da quando abbiamo aperto, circa 10 anni fa, le cose inizialmente sono andate bene, cioè il lavoro c'era. Poi, più passava il tempo, la crisi cominciava a farsi avanti, abbiamo avuto grossi problemi perché le persone ci chiamano per lavorare, il lavoro c'è il lavoro, ma la gente non paga, perché improvvisamente stiamo facendo un condominio, 2 persone nel condominio perdono il lavoro, non ci possono più pagare. Poi incappi anche dei truffatori, perché sono pure quelli, e quindi tutte scuse per farti lavorare e non pagare. A loro volta si rivolgono ad altri ed è una catena che non finisce mai. Da lì questa ditta che aveva circa 10-12 dipendenti, dipende in momenti buoni, abbiamo fatto delle belle opere, belle. Mi sto facendo pubblicità perché stiamo chiudendo, scusate, perché stiamo chiudendo, quindi anche volendo, se qualcuno mi chiama, dico no, mi spiace, però passiamo a lavorare in nero, e lo dico chiaramente e apertamente. Noi lavoreremo solo in nero dopo, perché non posso più permettermi di pagare tasse. Abbiamo dovuto licenziare tutti i dipendenti, licenziati, abbiamo dovuto vendere i nostri mezzi, abbiamo alle spalle ancora le armature che sono quelle per fare i lavori sui condomini, sulle case, e siamo lì in attesa di poter vendere l'ultimo camion e di chiudere l'attività. Non la possiamo chiudere perché abbiamo da pagare un po' di tasse. Se prima non paghiamo le tasse non possiamo chiudere l'attività, però se non chiudiamo le tasse continuano a aumentare e quindi è un cane che si morde la coda. È una cosa inverosimile questa. E quindi siete in ginocchio, naturalmente. Siamo in ginocchio, esatto. E non ci sono, non vedete provvedimenti neanche in questa legge di stabilità che possono dar respiro? Guarda, ti faccio un esempio stamattina. Dopo quello che abbiamo fatto ieri in Piazza Azzurra Italia a Padova, Palazzo dello Sport, abbiamo offerto una cena sociale a quelle persone, un pranzo sociale, scusa, a quelle persone che hanno bisogno, perché da noi vengono persone che hanno fame. Certo. Mi dicono, posso mangiare una volta al giorno? Sabato, domenica non posso mangiare perché la Caritas è chiusa. Mi ha stretto il cuore, mi ha fatto male. Ci siamo offerti di poter fare un pranzo, almeno quello che possiamo fare. La cosa bella è che ieri gente che non poteva intervenire a pranzo ci ha portato delle cassette di frutta, il vicino ortofrutticolo, il negozio di elementari, il negozio di pasticceria. Tutto quello che abbiamo ricevuto l'abbiamo immediatamente donato a quelle persone che erano lì, che sapevamo che avevano bisogno di mangiare. E con grande dignità, senza vergogna, hanno preso quei cartoni di roba che ci hanno dato e li hanno portati a casa. E noi adesso stiamo diventando una specie di onlus, una specie di un porto benefico. La gente si rivolge a noi con questo. Stamattina però abbiamo avuto un grosso problema. Sono andato a casa. Quindi oggi, lunedì mattina, settimana quella. Siamo andati ancora in Piazza Azzurra Italia, dove abbiamo il nostro presidio, io col morale a terra, sinceramente, perché non abbiamo neanche un euro per i volantini, cioè siamo senza volantini. Allora i ragazzi fanno, senti Angelo, su un cartone scriviamo, abbiamo esaurito le nostre risorse, aiutateci. Elena, guarda, la gente cosa ha fatto? Mentre c'era un ragazzo che si chiama Paolo in strada con questo cartello in mano, stava tremando dal freddo, è arrivata una signora, gli ha messo la sciarpa attorno al collo e gliel'ha regalata. Diceva lei, è qualcosa di bellissimo. È arrivato un tuo concorrente giornalista e ci ha messo 10 euro dentro la cassetta. La gente al semaforo si fermava e ho visto aumentare i soldini. Domani abbiamo le finanze per fare i volantini, per spiegare per quale motivo siamo lì. Gente che è venuta lì a chiederci aiuto
Gente che è venuta lì a dire continuate così, siete solo noi, anche se siamo in 40-50 lì, c'è la solidarietà delle persone. È questo che ci aiuta. Ecco, che proprio il primo giorno, perché noi ci siamo visti un po', sì, diciamo, la esatto. sera del primo giorno, eravate un po' amareggiati, perché in realtà la cosa era non si era riscaldata. È difficile. Infatti. Sentiamo un po' la storia invece Christian Bruscasin, che è un ex imprenditore. Un po' conosciuto nella bassa, visto che è ex imprenditore per quanto riguarda gli impianti elettrici, ex carocchista, ex pellegrino, visto che hanno fatto comunque su Facebook, diciamo che ho un sacco di amici, un sacco di persone. Al momento impiegato per quanto riguarda il coordinamento nazionale del Siamo tutti cittadini italiani, coordinazione provinciale, gestisco il gruppo insieme a Baldarelli il coordinamento nazionale per quanto riguarda il Facebook, gestisco il gruppo di Padova per quanto riguarda il Facebook, modero Treviso e modero Vicenza. Quindi una rappresentanza anche di queste altre città. Sostanzialmente il mio compito è un po' la diffusione per quanto riguarda il network del volantino e comunque visto che per quanto riguarda prima del 9 dicembre, adesso che è il 9 dicembre sono sceso in piazza insieme a Angelo, visto che è un po' qui in Padova è lui il personaggio che riesce a muovere, che conosce persone, che comunque mette a disposizione anche i mezzi per riuscire a creare un presidio. Sì. E niente, è un consigliere comunale di Vizzolo d'Este, ma il discorso è che io non è che sul discorso lavoro ho scelto io di non lavorare, non è che non trovo da lavorare, perché ho ancora persone che mi chiedono di andare a suonare, a fare karaoke, eccetera. Mi sono impuntato perché a un certo punto a livello imprenditoriale, quando si sale, anche per fare appalti pubblici, cose del genere, bisogna pagare, quella è la realtà. Se un imprenditore vuole entrare nel mondo del lavoro o ha le conoscenze buone oppure inizia a tirare fuori i soldi, allora prendi l'appalto pubblico e non ci sto dentro con questa cosa, perché comunque se parte dalla piramide questo sistema sbagliato di corruzione arriva fino ai cittadini. Allora chi vuole star fuori, ci sono gli operai che per carità si fidano di questo sistema e non riescono a andare a lavorare, cioè vengono sottopagati. Stamattina passo un extracomunitari che con la carta dell'INPS cosa devo fare, 3 mesi come mi pagano, ieri sono passati 2 o 3 rumeni che anche loro avevano dei problemi con altre ditte grosse, le SPA sane vanno a lavorare all'estero, scappano via, quelle italiane per forza di cosa o saltano o sono corrotte. Quella è la situazione, bisogna dirlo all'Italia come funzionano le cose. Bruscasin Christian si è fermato, si è impuntato per non entrare in questa e ci sono ripercussioni perché comunque anche nello stesso Facebook non abbiamo diffusione. Prima del 9 dicembre si riusciva, al momento lei non può taggare amici o comunque non può diffondere questa notizia. Ci stanno silenziando, quindi vi ringrazio per questa ospitalità e per aver amplificato questo pensiero che non è di parte, perché comunque non siamo, anzi tengo a specificare che la bandiera che ha il dottore addosso per motivi tecnici è verde, bianca e rossa della bandiera italiana. Se la guardate nella televisione la tecnicità dello studio viene fuori rosso tutto, invece è proprio la bandiera italiana. Infatti c'è un problema perché abbiamo uno studio altamente tecnologico e non prende bene il color verde. Quindi il verde non passa, ma è la bandiera che ha addosso il signore. Benissimo, a scanso di equivoci, sì. Perché comunque iniziano a venire fuori bandiere. Noi vogliamo solo la bandiera italiana, stiamo cercando di diffondere questo messaggio a tutta Italia, non siamo violenti, però continuiamo a subire attacchi da qualsiasi situazione politica, cercano di mettersi contro gli stessi estremisti dei centri sociali o magari quelli di Casa Pound, vengono da noi e parlando assieme gli esponiamo il problema nostro, che siamo tutti nella stessa barca e troviamo il loro assenso, cioè sono disposti a mettere giù le loro bandiere e tirar fuori quella italiana e stare insieme a noi attorno a quel bidone di legna, no, che fa fuoco e fare un po' caldo. Quello è il nostro obiettivo. In Camera e Senato non abbiamo più rappresentanti nostri perché non possiamo, votando, io Letta non l'ho mai votato,
Non l'ho mai votato, da quando c'è il governo bancario. Quindi diciamo che una prima, proprio per far chiarezza, perché quello che sentono le persone, cioè hanno capito che c'è che chi manifesta ha raggiunto il colmo del malessere, della sofferenza, della perso il lavoro, comunque una situazione di difficoltà. Poi quello che viene fuori dai giornali creano un po' di confusione, ma una prima istanza, se dovessimo fare delle categorie di richieste che voi fate al governo, potrebbe essere quella di veloci, cambiamo la legge elettorale. È stato ben chiaro un messaggio che non era neanche legittimo venisse formulato in questi termini, quindi questa potrebbe essere una prima sintesi, poi ne cercheremo di fare altre per chiarificare bene. Un attimo solo, pronto? Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Buongiorno, da dove chiama? Da Zero Branco, Piero Da Zero Branco. Zero. Prego. E niente, la protesta non monta, ma è inutile vuoi mandare a casa i politici. Prima dei politici, che c'è tutta la casta della burocrazia, dei enti pubblici, che tutti i direttori e direttoretti, perché si può cambiare i politici finché si vuole, finché c'è a casta della burocrazia intatta, non si può andare avanti. C'è la casta della burocrazia. E dopo un'altra cosa, il Parlamento che ha votato da Torghe ha trattenuto la sua pensione più alte, a consulta non so cosa, a che mandare in giro che non è legittimo, ma se il Parlamento è sovrano o se chi da fuori che è sovrani? Questo domando. Se il Parlamento è sovrano è una roba, se non mandi a casa, ti mandi a casa il Parlamento, cioè gli onorevoli no, e il governo. Ma il governo ha fatto, se il Parlamento lo tiene su, ma se no, prima dei politici, ma prima dei politici dobbiamo andare a casa, a casta dei dipendenti qui che chi si ha, che se da 50-60 anni che si passa da pari in fioro è l'ufficio. Salve, buongiorno. Grazie del suo intervento. Buongiorno, cosa vogliamo rispondere alla nostra E credo che anche il Signore ha tutta la nostra solidarietà, perché comunque è dignitoso vivere con, mi pare la minima sui 420 euro. È qualcosa di assurdo pensare che ci sono delle persone che vivono con 420 euro e ci sono persone che vanno via con dipendenti pubblici, cose. Vabbè, noi il nostro obiettivo è cercare, vogliamo le dimissioni di Camera e Senato, fuori dai denti. Quello è il nostro obiettivo, perché dopo, cambiato quello, la punta della piramide, tutto va giù. Ho sentito Letta che ha risposto che abbiamo fatto una statistica qua in Italia e il 70% ha detto che è d'accordo con la protesta dei forconi. Attenzione, non siamo forconi. Ecco, dopo ritorno al discorso, che volevo chiarire. Allora perché... finisco il discorso, quello che vogliamo. Vogliamo dimissione di Camera e Senato. L'Italia ha fatto una statistica e il 70%, 75% circa, è d'accordo con questa protesta, 75%. Ora io mi chiedo, quel 75% lì sono persone che votano, no? Come fa a essere su un governo che non è, mi spiego, c'è una contraddizione, e Letta ha risposto chiaramente che non è possibile che questa sia la realtà, non è possibile, quindi vuol dire che è una persona estremamente falsa, dal primo all'ultimo dentro là sono persone false, quella è la situazione. L'unica cosa che chiediamo noi, non andiamo a patteggiamenti, è la dimissione. Certo non siamo degli estremisti, perché comunque la nostra protesta è regolare, è lecita, perché comunque si va nelle prefetture, si chiede di fare le nostre postazioni, ci sono altre persone che si uniscono, altre persone che in quel momento condividono le loro idee, ci dicono guarda io ho chiuso ditta da una settimana perché non riuscivo a pagare Equitalia o perché questo, perché quello. Quello è un punto di ritrovo in cui le persone si trovano per discutere dei loro problemi, per un incontro non economizzato, perché purtroppo qua in Italia è vero, è così, se uno ha il tempo di studiare, in un anno riesce a capire come funzionano i dinamismi, non solo italiani ma anche europei. Noi sostanzialmente stiamo facendo una guerra veramente rigida, dura, perché comunque abbiamo tutti contro. Ecco. Gli stessi sindacati che hanno promosso la nostra manifestazione cercano di tarparci le ali, perché comunque come privato non lo puoi fare, ok? Non vorrebbero, no, non lo puoi, non vorrebbero che potessimo farlo, è diverso, cioè legalmente lo possiamo fare. Quello che stiamo facendo adesso non è assolutamente legale perché è costituzionale. La Costituzione afferma che è lecito manifestare, la nostra è una manifestazione a oltranza. Visto che siamo a casa, lo Stato ci ha ridotti in queste condizioni, siamo là che ci giriamo le dita, almeno ci mettiamo in piazza
mettiamo i nostri volantini e parliamo di questa situazione e come cambiare. Il nostro obiettivo è la dimensione totale del Benissimo, dopo sentiamo anche Spano, dite anche il vostro punto di vista, cosa ne pensate, siete d'accordo, che altre proposte avete, perché dopo naturalmente è un dialogare. Abbiamo visto anche i messaggi che su Rai 3 ci stanno dando delle notizie che comunque stanno creando un po' di confusione, almeno chi le ha percepite, vedremo di spiegare anche meglio. Io ho preso proprio un quotidiano per leggere dopo un titolo e vedere cosa dice il quotidiano e se coincide con quello che è la situazione reale. Tra pochissimo dopo la pubblicità.